Montagna del Veneto, il governatore Zaia a Roma lancia un monito al governo, preintesa subito e discussione in Parlamento, ma il ministro Stefani ammette nel governo ci sono nodi politici ancora da sciogliere. Maltempo in Veneto nelle prossime ore, la fase più intensa della perturbazione con pioggia, vento e neve, timori soprattutto per la fascia montana e pedemontana del Veneto. Tragedia sul lavoro nel Veronese, un operaio di 59 anni muore schiacciato dalla betoniera che si rovescia, vani i soccorsi. Tubercolosi alla scuola elementare di Motta di Livenza, salgono a 10 contagiati, altri 2 nuovi casi accertati, ieri test anche per 100 bambini della scuola media. Calci, pugni, ogni scusa era buona per picchiare la moglie anche quando la donna era incinta del primo figlio, a Rovigo l'ennesimo caso di violenza in famiglia. Spaccata al Duca d'Aosta in pieno centro a Padova, arrestati dagli agenti della squadra mobile i ladri accusati del colpo alla boutique che fruttò quasi 50.000 euro. Il passo indietro di Achille Variati e i mal di pancia nel PD per la candidatura alle europee, il segretario regionale Bisato pronto a riconvocare il direttivo. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'autonomia, il governatore Zaia a Roma lancia un monito al governo, ma il ministro Stefani ammette ci sono nodi politici ancora da sciogliere. Sentiamo. Noi oggi chiediamo ufficialmente che il governo si decida a battere un colpo e incardini il provvedimento in Parlamento. Incardinare il provvedimento vuol dire portare i contratti, cioè le intese delle regioni che erano già predisposte, le prime 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, in Parlamento e quindi si voti. Governo, batti un colpo. Luca Zaia a Roma in doppia missione. Prima il vertice con il ministro Erika Stefani per aggiornare il percorso dell'iter assieme a altri 8 governatori, tra chi ha già chiesto l'autonomia e chi è in procinto di chiederla, sull'onda di Veneto, Lombardia ed Emilia. Poi in audizione alla Camera, commissione sull'attuazione del federalismo fiscale, per ripercorrere la storia di una sfida nata dal referendum dell'ottobre 2017 e ribadire, ora i compiti per casa sono fatti, si passi al Parlamento, ma con una preintesa. Non si può più aspettare. Nello stesso momento però è proprio Erika Stefani ad ammettere che l'impasse esiste, concreta. Ad oggi, spiega il ministro per gli affari regionali alla fine del vertice, non sono stati sciolti i nodi politici su alcune richieste delle regioni relativamente ad alcune materie. Sono nodi politici che devono essere analizzati e sviscerati. Ad oggi non ho una rappresentazione univoca. Sono temi importanti, dalle infrastrutture alla scuola, ed è corretto vi siano giusti tempi di elaborazione. Nodi politici dunque, ma il Veneto scalpita, non vuole più attendere. Lo spiega bene Zaia in un passaggio dell'audizione quando racconta di una regione ormai abituata a convivere fianco a fianco con regioni a statuto speciale. Sappada se n'è già andata dal Veneto, e di questo passo rischiamo di garantire lo sbocco al mare al Trentino Alto Adige, che oggi non ce l'ha. Quindi è un'esigenza concreta, geopolitica del Veneto, è storica, è identitaria. Un'audizione che tuttavia, almeno da parte del Partito Democratico, non soddisfa. Ci lascia ancora forti perplessità e dubbi sul percorso che si vuole adottare, commentano Gianmario Fragomeli e Roger De Menec, componenti PD in commissione. Non offre nessuna chiarezza e continuano sul ruolo di province e comuni, rimandando qualsiasi decisione a dopo l'eventuale approvazione della riforma. Zaia però guarda avanti, siamo da sempre nell'alveo della Costituzione, ma fa intendere la pazienza si sta esaurendo. È giusto che il Parlamento ne discuta, è altrettanto sacrosanto che il Parlamento affronti il tema, quindi si potrebbe tranquillamente firmare una preintesa subito con il governo, incardinarla nella discussione parlamentare, dopodiché acquisire osservazioni, considerazioni, mozioni e cercare di accogliere tutto quello che è accoglibile e formulare un'intesa che poi verrà inviata per il sì o per il no. Ed ora il maltempo, perché è prevista un'intensa ondata di maltempo sul Veneto già a partire da questa sera, con forti piogge, neve e vento. Dalla tempesta di fine ottobre non aveva praticamente più piovuto e anche questa volta a tremare sono soprattutto la montagna e la pedemontana. Piogge abbondanti, vento forte, nevicate, colpo di coda dell'inverno per il passaggio di un'estesa perturbazione che già da stasera interesserà il Veneto con precipitazioni a tratti anche molto intense. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, stato d'attenzione per criticità idraulica ed idrogeologica sulla rete principale e secondaria dalle 8 di domani, giovedì 4 aprile, alle 14 di venerdì, in particolare sulla fascia montana e pedemontana.
C'è qualche preoccupazione perché dopo tanto tempo di mancanza di pioggia ora il terreno sarà costretto ad assorbire una quantità, come dicevamo, significativa di pioggia, c'è il rischio che non riesca a riceverla e quindi la farà scorrere via e potrebbe creare questo qualche problema. La fase più intensa di quest'ondata di maltempo sarà tra il pomeriggio sera di giovedì e le prime ore di venerdì, timori soprattutto per la montagna dove sono attesi quantitativi di pioggia dagli 80 fino ai 180 mm, localmente 200 su Prealpi e Dolomiti centro-meridionali, copiose le nevicate con accumuli fino al metro e 30 in quota, emesso anche un avviso di criticità valanghe con allerta gialla a partire da domani, previsto anche vento forte su tutto il territorio veneto. Come avete sentito, timori soprattutto per la montagna veneta già duramente colpita lo scorso ottobre dalla tempesta Vaia. Il sindaco di Belluno ha diffuso un videomessaggio con alcune raccomandazioni ai cittadini. Sentiamo. Bisogna utilizzare alcune precauzioni, pertanto la prima è di tenersi a distanza dei corsi d'acqua, sia quelli grandi sia quelli piccoli, e raccomando di non andare nella zona di Lambioi dove sapete che c'è un grosso cantiere proprio ancora per la tempesta Vaia, dove il Genio Civile sta lavorando, dove il BMGSP stanno lavorando, quindi lì non cerchiamo di non avvicinarsi. Prestiamo attenzione naturalmente agli alberi, visto che abbiamo già visto che cosa può capitare, cerchiamo di mettere in sicurezza nelle nostre abitazioni tutte le cose che possono volare, per sicurezza magari non teniamo le automobili in garage sotterranei, evitiamo magari zone quindi che potrebbero allagarsi, anche se spero che non ci sia questo tipo di problema, e naturalmente prestiamo attenzione anche alla possibilità che possa andare via la luce elettrica, potrebbero esserci dei blackout. Tutto questo perché ricordiamoci che dopo la tempesta Vaia ci sono state molte modifiche nel nostro territorio, per cui mancano dei boschi, quindi è possibile che si formino anche alcuni accumuli di acqua nelle nostre montagne che scendano giù in modo più rapido rispetto a ciò a cui siamo abituati, quindi è opportuno prestare attenzione perché anche noi non possiamo conoscere esattamente come il nostro territorio reagirà. La cronaca ora, infortunio mortale sul lavoro questa mattina a Brentino Belluno, comune veronese della Val d'Adige, dove un operaio di 59 anni è rimasto schiacciato da un camion che trasportava bitume durante i lavori di asfaltatura di una strada. Quando sul posto sono arrivati gli operatori del 118, purtroppo l'uomo era già morto. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Caprino Veronese. La dinamica dell'incidente è ora al vaglio dello Spisal dell'US 9 Scaligera. Tubercolosi alla scuola elementare di Motta di Livenza, salgono a 10 i contagiati, oggi altri 2 nuovi casi accertati, ieri test anche per 100 bimbi della scuola media. Sentiamo. Altre 2 bambine ammalate di tubercolosi, sale a 10 il numero di casi di TBC alla scuola elementare di Motta di Livenza. Alle 2 maestre e ai 6 bimbi si sono aggiunte altre 2 alunne risultate positive al test di Mantù, la nuova notifica di tubercolosi dopo un lungo percorso di approfondimento diagnostico. Che erano negativi al gastroaspirato, cioè alla ricerca del bacillo di Koch nei succhi gastrici. Ricordo che questi sono bambini asintomatici, cioè che stanno bene, e che sono invece risultati positivi, se così si può dire, agli approfondimenti mediante TAC, cioè hanno delle evidenze polmonari di impegno legato appunto al bacillo di Koch, chiuse, quindi senza capacità infettante. Entrambe le bambine ora saranno sottoposte a terapia multifarmacologica. Intanto ieri sono stati eseguiti oltre 100 ulteriori test agli alunni di prima media che l'anno scorso frequentavano la primaria di Motta, ad alcuni insegnanti in servizio lo scorso anno, ora trasferiti, e a 4 scrutatori che lo scorso maggio hanno lavorato al seggio di Motta di Livenza assieme alla maestra individuata come caso indice, quello cioè dal quale è partito il contagio. I risultati di questi ulteriori test si conosceranno venerdì. La lettura, ieri appunto test Mantù, che prevede la lettura dopo 72 ore, la lettura la eseguiremo venerdì pomeriggio. Di questo renderemo conto quindi sabato mattina nella riunione pubblica con i genitori che faremo al Palasport di Motta, presente il professor Rezza,
direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Nel frattempo nella scuola è stato aperto lo sportello informativo gestito da personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2, mentre continua ad essere attivo il call center dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Serrato confronto in regione oggi tra le mamme NOPFAS del Vicentino e gli assessori Lanzarin e Bottacin. Abbiamo chiesto che vengano rimossi quei personaggi che dall'inchiesta del NOE non hanno fatto il loro dovere. Solo così potremo sentirci protetti veramente, solo quando nelle istituzioni pubbliche ci saranno persone competenti e che rispondano non solo agli assessori ma anche ai cittadini del loro operato. Mamme e papà NOPFAS in Regione Veneto hanno chiesto la testa di chi, pur sapendo dell'inquinamento dell'acqua di un enorme bacino del Veneto, non è intervenuto, come è emerso dal rapporto dei carabinieri del NOE. All'incontro erano presenti gli assessori all'ambiente Giampaolo Bottacin e la collega alla salute Manuela Lanzarin, i dirigenti Nicola Dell'Acqua e Francesca Russo. Le richieste alla Regione sono state chiare, con risposte urgenti, per esempio gli esiti del biomonitoraggio e le informazioni sulle analisi degli alimenti coltivati nella zona rossa. Quali sono appunto gli alimenti che sono più inquinati e anche noi come genitori riuscire a capire quali alimenti comprare e quali alimenti non comprare. Come procedono le operazioni di messa in sicurezza del sito da cui sarebbe nato l'inquinamento? Quali procedure sta attuando la Regione per potenziare la barriera idraulica e la relazione con i dati sulle analisi delle acque di falda? Dopo questa esperienza le mamme e i papà NOPFAS hanno espresso la loro preoccupazione su altre aziende del comparto chimico presenti sul territorio vicentino. E il monitoraggio sanitario? I bambini che hanno decine di grammi di PFAS nel sangue, il colesterolo fuori dal range, la tiroide sballata? A breve arriverà il nuovo report della Regione sulle persone analizzate per capire anche per quanto riguarda i bambini come sono i valori e che cosa emerge da questo nuovo monitoraggio sui bambini. Crack BPV, ci sono delle novità sia sul fronte giudiziario che su quello politico. Sentiamo. C'era una volta BPV, c'era una volta una città florida, risparmiatori con un conto in banca, c'erano una volta e non ci sono più. Il crack delle popolari venete ha spazzato via un'epoca, lunghi anni di feroci proteste, di dure battaglie dalle piazze alle aule di tribunale sfociano in un presente con poche certezze e con cattivi presagi. Nell'aula bunker di Mestre, dove si celebra il processo del secolo, il collegio giudicante ha respinto l'autorizzazione a citare in giudizio Banca d'Italia, Consob, la società di revisione KPMG, Banca Nuova e Banca Intesa. È stata accolta come unica responsabile civile la Banca Popolare di Vicenza in liquidazione coatta amministrativa, che può contare su un patrimonio di palazzi e di immobili che, una volta venduti all'asta, non potranno che fruttare solo qualche decina di milioni di euro, che tra l'altro finiranno allo Stato ed eventualmente soltanto successivamente alle parti civili, che dovranno accontentarsi delle briciole. Questo conferma che purtroppo da quel processo i risparmiatori otterranno praticamente nulla, in quanto la banca in liquidazione coatta non ha più risorse e quello che rimarrà dall'eventuale condanna agli amministratori probabilmente non basterà nemmeno per pagare le multe allo Stato. Intanto i risparmiatori, tra proteste e mobilitazioni di piazza, pressano il governo perché sblocchi il fondo di ristoro per le vittime del crack delle popolari, che doveva essere già operativo per dare ossigeno a chi ha perso tutto. Nonostante le promesse, non è ancora chiaro se il fondo verrà effettivamente discusso nel Consiglio dei Ministri di giovedì. Prima è stato detto di sì, poi di no, ieri sembrava che tutto sarebbe stato rimandato, oggi però Lega e 5 Stelle tornano in pressing sul ministro dell'economia Giovanni Tria. Matteo Salvini va dritto al sodo ed esclama: i soldi ci sono, sto aspettando che la burocrazia partorisca i decreti attuativi perché la gente ha fretta, i mutui e le tasse non aspettano. Insomma, cresce la fiducia, la speranza che il decreto crescita in discussione giovedì contenga anche le tanto sospirate norme per l'attuazione del fondo.
Noi come rappresentanti dei risparmiatori diciamo solo attenzione a questo governo, il 15 di aprile scade il termine nel quale questo governo deve attuare il fondo risparmio tradito. Noi ci auguriamo che il fondo rubato venga attuato nell'immediato. Maltrattamenti in famiglia a Rovigo, il caso drammatico di una giovane mamma picchiata per anni dal marito. Picchiata più volte dal marito con calci e pugni anche quando era incinta, tanto da essere costretta a partorire anticipatamente e per i motivi più assurdi, da un dolce mal riuscito al rifiuto di lavargli i piedi o a qualche gesto che non controllava direttamente come una telefonata. L'ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia arriva da Rovigo, una violenza domestica con offese, minacce, botte e anche un episodio di abuso sessuale. A essere rinviato a giudizio è un 33enne di origini albanesi per il quale il giudice ha chiesto il processo contestandogli una sfilza di reati: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, lesioni personali. La prima udienza è fissata per dicembre. Nel frattempo il 33enne ha il divieto di avvicinamento alla moglie e al figlioletto, costretto suo malgrado ad assistere a diversi episodi di prevaricazione del padre nei confronti della madre nell'arco di parecchi anni, dal 2011 al 2018. Una gelosia senza limiti aggravata dall'abuso di alcol, minacce di morte per ogni cosa, una situazione insostenibile che ha spinto alla fine la giovane donna a ribellarsi e a denunciare quel marito aguzzino. Lei e il figlio si sono costituiti parte civile nel processo per avere giustizia e chiudere un capitolo della vita doloroso e durato fin troppo a lungo. Abilissimi nel furto delle auto grazie ad una tecnica particolare, agivano da professionisti. Arrestati dalla squadra mobile di Padova i 2 ladroni specializzati in razzie nei negozi di lusso. Un colpo da professionisti senza lasciare traccia: auto rubata, usata come ariete, vetrina sfondata e poi la fuga con il bottino di lusso. Peccato che i banditi romeni, che lo scorso 16 novembre razziarono la boutique Duca d'Aosta in pieno centro a Padova il giorno prima, fossero incappati nei controlli stradali. La squadra mobile di Padova, all'indomani della razzia da 40.000 euro, verificando tutte le auto sospette transitate in città, si è concentrata proprio su quella utilizzata dai 2 romeni con precedenti per furto provenienti dal Piemonte, che viaggiavano su una vettura noleggiata 2 giorni prima. Dopo settimane di pedinamento, la svolta con un nuovo furto a Torino, sempre in un negozio di lusso. Abbiamo visto anche le immagini del furto qua al Duca d'Aosta, tempo zero hanno portato via quasi 40.000 euro di roba. Stessa cosa abbiamo visto a Torino e anche là l'abbiamo contestato, un furto su un negozio, questa volta con un tombino hanno sfondato la vetrina, hanno portato via 20.000 euro di giubbotti. La macchina Mercedes in 30 secondi, è gente del mestiere, vive di questo. Rapidissimi nelle loro azioni, i furti duravano sempre pochi minuti, poi la merce scompariva, portata con ogni probabilità in Romania. I 2 banditi infatti dopo il colpo a Padova sono stati qualche giorno nel loro paese d'origine. Erano abilissimi anche nel furto delle auto usate per sfondare le vetrine dei negozi. Grazie ad una tecnica particolare rubavano in 30 secondi. La tecnica consiste nell'aprire il cofano, quello è il tempo, sostituire, interfacciare la centralina originaria con una centralina elettronica di cui loro dispongono. Questa centralina a quel punto diventa il cervello della macchina, è quella che comanda il blocco sterzo, la tensione, tutte le funzioni della macchina, e quindi la macchina diventa comandata da una centralina che è loro. Durante l'arresto dei 2 romeni sono state sequestrate le centraline usate per rubare le auto, un disturbatore di frequenze radio, la felpa grigia immortalata dalle telecamere del Duca d'Aosta durante la razzia e parte della refurtiva portata via durante il colpo a Torino. Colpi nelle sale slot del Vicentino, i carabinieri di Bassano hanno arrestato 3 persone. A tradire il rapinatore sono stati gli occhi. Quegli occhi chiari, quello sguardo inconfondibile sono rimasti impressi nella memoria di una delle sue vittime. Io quegli occhi li conosco, sono gli occhi di Marco, ha detto agli inquirenti la cassiera della sala slot di Zanè rapinata a novembre. Marco è un serbo di Piovene Rocchette, fidanzato di una giovane bassanese, dipendente proprio della catena di sale slot presa di mira dalla misteriosa quanto implacabile coppia di rapinatori. Da qui i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Bassano hanno iniziato a mettere assieme i pezzi del mosaico, partendo dalla prima incursione messicana
messa a segno a ottobre ai danni dell'Eldorado bassanese. Quella notte la cassiera era apparsa un po' troppo tranquilla e serena per essere la vittima di una brutta rapina a mano armata, ma agli uomini del comandante Adriano Fabio Castellari non erano sfuggiti altri dettagli. Movimenti veloci, precisi, diretti ai luoghi di custodia del contante, senza alcun tipo di esitazione. Il duo era tornato in azione a gennaio rapinando l'Eldorado di Malo, ma l'irruzione era finita male e Marco era stato arrestato assieme al complice. Visionando i filmati della sorveglianza, i carabinieri hanno scoperto che la giovane e il compagno avevano effettuato un sopralluogo il giorno prima. La ragazza aveva anche inviato un messaggio alla collega in servizio quella sera per sapere quante persone c'erano nella sala pochi minuti prima del blitz dei rapinatori. Negli eventi un modus operandi particolarmente spregiudicato, l'utilizzo di pistole e coltelli per minacciare, e poi abbiamo scoperto la presenza di una basista che lavorava all'interno delle sale slot. Pochi giorni fa la ragazza è stata arrestata come basista, mentre i rapinatori, tuttora detenuti a Vicenza, sono stati notificati in carcere i provvedimenti di custodia cautelare. Dovranno rispondere di concorso in rapina pluriaggravata, lesioni personali e porto d'armi illegale. Pubblicità ora, restate con noi, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La politica ora con i mal di pancia nel PD per le candidature europee. Il segretario regionale Bisato pronto a riconvocare il direttivo. Sentiamo. Non mi risulta che dalla discussione avvenuta nelle 4 ore in cui ci siamo ampiamente confrontati sia emersa chiaramente l'indicazione di togliere qualcuno da quella rosa o aggiungere qualcun altro. Nelle prossime ore, obiettivamente, alla luce del fatto che qualcuno si sta facendo un passo indietro, probabilmente non solo Achille Variati, se dovessero venir meno più di 1 o 2 persone, è il caso di riconvocarci urgentemente in direzione. Tensione palpabile all'interno del Partito Democratico. 24 ore fa il rumoroso e polemico passo indietro dell'ex sindaco di Vicenza, Achille Variati. Bisato difende il metodo democratico adottato in direzione regionale in un momento di cambiamenti a partire dagli equilibri del partito con l'elezione al segretario di Nicola Zingaretti. Da qua a dire che noi dovessimo indicare un unico nominativo al nazionale, non sono in grado di dirlo io, ma deve dirlo l'organo deputato, che è la direzione regionale. E tornando a guardare in casa, i numeri non sono parole e i candidati per le europee sono 14 in una circoscrizione che comprende 4 regioni con Calenda sicuro capolista. Se noi ne indichiamo in una rosa da 4 a 6, bisogna avere o la forza in direzione con tutte le sensibilità del partito di votare l'esclusione di qualcuno o la coincidenza su qualcun altro, oppure bisogna chiedere a tutte quelle sensibilità come mai hanno deciso che fosse il caso di mandare una rosa intera. Non è un segretario regionale che decide di tagliare la testa a qualcuno rispetto a qualcun altro. Con Variati, pronto il passo indietro di altri, sul piatto resta il candidato Moretti, forte di una popolarità sovraregionale. Ma le carte potrebbero rimescolarsi di nuovo e in caso di una nuova direzione Bisato puntualizza. Mi aspetto a quel punto che arrivino nomi, perché ragionare dell'aria fritta mi pare fuori luogo, e raccordi tra tutte le sensibilità del partito. Io ho svolto una funzione di terzietà alla luce anche del risultato dell'ultimo congresso nazionale. Si chiude la raccolta fondi a favore del piccolo Joe, ma il nostro gruppo Media Nord-Est continua con l'impegno per aiutare i bimbi che soffrono. Continuano ad arrivare in redazione tante telefonate e mail di persone che esprimono la loro felicità nell'apprendere che si è giunti ai 400.000 euro necessari perché il nostro piccolo Joe possa essere sottoposto alla delicatissima operazione in Florida. Sono state inviate al professor Pale, il luminare che seguirà passo passo l'intervento, gli esiti della risonanza magnetica, perché così possa definire modalità e tempi di intervento. Mamma Erika, la coraggiosa mamma Erika, spera che già a giugno si possa partire. Questo è ciò che speriamo tutti, che sperate tutti voi, vedere realizzato il sogno di questa famiglia di Piazzola sul Brenta e non solo. E vedo che è diventato il sogno di tutti, proprio un desiderio di vedere il nostro figlio correre e giocare, di poterlo aspettare anche fuori dall'aeroporto quando torneremo e festeggiare con tutti noi le sue
fantastiche corse. Sarà davvero meraviglioso, tutti noi siamo con Gio, lo siamo sempre stati, sin da quel 18 febbraio, quando per la prima volta le reti di Media Nord-Est hanno trasmesso l'appello di Erika. In poco più di un mese voi telespettatori avete dato il massimo e oggi che abbiamo raggiunto la cifra, il gruppo Media Nord-Est chiude la raccolta fondi per il piccolo Giovanni, ma non chiude la voglia di aiutare tanti altri bambini che soffrono. Insieme a voi vogliamo continuare a dare il meglio a tanti altri eroi come Joe. Uno sguardo alla nostra programmazione, torna a 20:10, dopo i TG questa sera si parlerà di legittima difesa, ospite in studio Marino Ruggero, parroco di Albignasego. Ed è tutto per questa edizione, come sempre vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Una forte perturbazione investe le nostre regioni con condizioni di maltempo nella giornata di giovedì 4 aprile, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino avremo rovesci e temporali diffusi, localmente anche forti e a carattere di nubifragio, in particolare sui settori centro-settentrionali della nostra regione. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime oscillanti invece tra 11 e 19 gradi circa. La situazione non cambia di molto sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo anche qui precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere temporalesco, come ci mostra la nostra grafica. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime comprese invece tra 16 e 18 gradi circa. Maltempo anche sul Trentino Alto Adige, con piogge su tutti i settori e anche di moderata o forte intensità. Temperature minime sui 6 gradi, massime in calo, oscillanti tra gli 11 e i 12 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.